Aumento dei costi delle materie prime, prezzo del prodotto, cambiamenti climatici, pandemia ed ora anche la guerra. Sembra davvero un bollettino nefasto incombente sulla 36esima assemblea dell'Associazione dei produttori di latte andata in scena alle porte di Castelfranco nel Trevigiano. Tra i relatori Alberto Menghi, esperto del Centro Ricerche e Produzioni Animali di Reggio Emilia. E noi abbiamo visto che negli ultimi 2 anni il costo di produzione è aumentato dell'11%. Questo per un'azienda agricola, una zootecnica, è un salto enorme in un brevissimo tempo, dovuto ovviamente all'energia, dovuta ai prodotti per l'alimentazione del bestiame e ha creato ovviamente dei buchi di bilancio nel 2021. Quindi sicuramente è stato un anno drammatico per le aziende che producono latte. Dall'altro lato però cosa è successo? È successo che il latte ha cominciato a scarseggiare in Europa e in Italia, quindi si sono avute delle spinte per aumentare il prezzo del latte. Questo in parte è avvenuto, però come dicevamo prima, non essendoci un potere forte da parte del mondo produttivo, le richieste non sono state sufficienti a coprire questo aumento dei costi di produzione, quindi c'è da fare molto di più. 10 anni dopo è tornato ancora in veste di ospite illustre il supervisore di una cooperativa olandese denominata Friesland Campina, diventata una multinazionale che ha dovuto fare i conti con la grande distribuzione, colpevole di sottovalutare il prodotto di qualità, problema comune all'Italia, l'aumento della popolazione, soprattutto grazie all'immigrazione, la diminuzione del numero dei soci e la concorrenza dei prodotti stranieri, nonché delle nuove tendenze come vegano più recente e vegetariano meno recente. Il settore lattiero-caseario non esiste più nello sviluppo tradizionale perché oggi gli allevatori preferiscono la diversificazione con produzione di yogurt e formaggi. Lo scorso anno abbiamo realizzato 14 miliardi di litri di latte e sono 15.000 gli allevatori della nostra cooperativa, in diminuzione però, con un prodotto medio di 9.000 litri per vacca. I prezzi negli ultimi 6 mesi, in particolare nelle ultime settimane, si sono rialzati e oggi siamo arrivati a 52 centesimi e mezzo al chilo. The average production in the Netherlands in total. Ci ha fatto capire che il loro motto è l'unità fa la forza. Abbiamo sentito i numeri, abbiamo sentito i progetti, i programmi, quello che hanno in mente e abbiamo capito quanto semplice è per loro, quanto difficile è per noi. Se pensiamo che hanno in mano l'80% della produzione dell'Olanda e in più di altro latte di altri 2 paesi comunitari loro confinanti, possiamo immaginare quanta possibilità hanno di fare ricerca sul mercato, di fare innovazione, di fare studi e di quanto hanno anche potere sulla politica, perché effettivamente una cooperativa così importante crea proprio una tendenza su un territorio, su un paese, ma veramente in maniera considerevole.